Dominio, continuo dominio da 2 anni a questa parte, 2 anni costellati di tante gioie e qualche lezione ampiamente imparata e rimandata a memoria. E si potrebbe dire che il loro segreto sta in quel trio D'Amelio, Dasso e Casella, capace di segnare 41 gol. Dasso che da assistman si trasforma in uomo gol al minuto 15 al quarto d'ora, siglando il poker sotto misura su invito di Casella. O ancora si potrebbe pensare che la chiave del successo siano state le sfide casalinghe che non li hanno mai visti sconfitti. Oppure potremmo andare a vedere le clamorose statistiche difensive: 22 gol subiti in 28 partite, media pazzesca di 0,7 a match. Nonostante l'inferiorità numerica e nonostante abbia preso in un tempo la metà dei gol subiti in tutto il campionato, l'impatto del Real Fieschi nel secondo tempo è devastante, perché al quinto minuto Cizmia devia di testa un cross da sinistra, Rivera ci arriva deviando sul palo, ma per Naccu di Novi questa volta sì che il pallone ha varcato la linea. Proteste ospiti abbastanza marcate, ma 1-2 confermato e gara ufficialmente riaperta con il quarto gol in campionato dell'albanese, che non si ferma qui perché al 20° concede il bis sempre di testa e sempre su cross da sinistra, completando la straordinaria rimonta degli uomini di Bottaro. Tutto giusto, tutto vero, ma i reali successi forse sono da ricercare in un gruppo unito e coeso, capace di matare la seconda forza del campionato sia all'andata che al ritorno, sempre con il risultato di 2-1. Si raccoglie sempre ciò che si semina. Real Fieschi in promozione. Benvenuti.